Sposi Padova. Affidati a noi e realizza il servizio completo foto e video. www.sposipadova.it. Siamo con Kim Sarandei, il risultato di 6-1 forse può trarre in inganno. Che partita è stata? Sì, è stata una partita più difficile del previsto, di quello che speravamo, perché abbiamo giocato non tanto bene, non tanto lucide e quindi abbiamo fatto molta fatica. Quanto ha influito il fatto di aver dovuto cambiare palazzetto e anche in un certo senso un po' meno pubblico, ovviamente, perché siamo a 30 km da Grisignano? Sicuramente molto. Noi abbiamo degli spazi che fanno parte del DNA e qua sono completamente diversi e quindi abbiamo faticato più del dovuto senz'altro. Anche se il palasport devo dire che è molto bello. Sì, palazzetto bellissimo, non c'è niente da dire, era tutto, ma casa nostra è casa nostra. Paolo Carnuccio, mister del Royal Team Lamezia, hai preso in mano la squadra da 5, 6, 7 giorni, quello che è. Come giudichi la prestazione della tua squadra? Il primo tempo buono, sotto il profilo difensivo abbiamo cambiato la nostra difesa e credo che tutto sommato abbia funzionato bene, nel senso che avevamo preparato una partita nello scaglionare le linee difensive e lavorare di transizioni. Abbiamo portato 3 volte su dinamiche di gioco i nostri giocatori davanti al portiere e abbiamo fallito 3 occasioni nettissime. Una di queste poi abbiamo preso una transizione negativa e abbiamo preso gol. Secondo tempo è chiaro che la squadra ha subito un po' anche un calo fisico e comunque mentalmente è chiaro che si trova in una situazione di classifica dove lo stress si fa sentire e abbiamo commesso qualche errore di troppo. Poi è chiaro che giocavamo contro una squadra tecnicamente superiore alla nostra e che ha fatto valere meritatamente il suo tasso tecnico. Sono state delle giocate veramente molto interessanti, devo fare i complimenti all'allenatore del Grisignano e al Grisignano perché il secondo tempo veramente in scioltezza ha dimostrato di essere una squadra molto molto ben allenata e interessante e poi alla fine credo che il porteggio sia un po' più largo rispetto a quello che si è visto in campo, anche perché anche il secondo tempo non abbiamo avuto sempre su dinamiche di gioco e torno a ribadire è quello che noi cerchiamo le dinamiche di gioco, non cerchiamo un futsal fatto di altre soluzioni e credo che insomma ci sta a perdere, abbiamo perso meritatamente, però il risultato forse è un po' troppo ampio. Siamo con Jessica Troiano, oggi tripletta, la prima con il Real Grisignano, ce ne prometti altri 22? Spero anche altre 25 no, assolutamente sì, lo spero, è il mio compito, quindi spero di fare il meglio possibile ogni partita. Quindi ringrazio sicuramente tutta la squadra perché se faccio 3 gol è anche merito di un gruppo senza dubbio straordinario. Già da martedì si pensa alle prossime 2 partite, Lazio e Cagliari, presentacele un attimo. Lazio è sicuramente una partita difficile perché hanno delle buone individualità e bisogna comunque stare molto attenti e lavorare bene perché hanno un bel gioco, lavorano molto sulle palle inattive, quindi è una bellissima squadra che sicuramente dovremo cercare di comunque fare il meglio che possiamo. Cagliari è una squadra che non conosco, l'unica persona che conosco è Marica Mascia, secondo me il portiere più forte italiano, quindi sarà dura già fargli gol, però dobbiamo pensare comunque a creare gioco e cercare di fargli gol, e quindi sicuramente ci impegneremo per questo. E volevo ringraziare mia nipote che oggi è venuta a vedere la partita, i gol sono tutti per lei. Ecco qua la nipotina, come ti chiami? Giorgia. Viene fuori la tua voce. Siamo con Adelaide Famà, oggi il risultato di 6-1 sembrerebbe una partita semplice, però nel momento diciamo che la Mezia ha cominciato a attaccare, tu hai fatto almeno 2 o 3 interventi decisivi. Sì, sicuramente alla carta magari poteva sembrare una partita facile, ma in realtà se non applichiamo il gioco, i movimenti del mister ci mettiamo in difficoltà da sole. Questo è quello che praticamente è successo nel primo tempo e quello che non ci ha permesso di mettere la partita al sicuro sin dall'inizio. Le mie parate fanno parte di quello che ovviamente è il gioco, quindi io ho fatto il mio e le ragazze sono state brave a concretizzare 6 reti che sono importanti per la classifica.
Oggi è il tuo compleanno, tanti auguri, riceverai dei regali, però vuoi fare una dedica per il tuo compleanno? No, sicuramente il regalo più grande è questa vittoria, che era importantissima, non l'avrei passato sicuramente allo stesso modo senza questi 3 punti, quindi mi accontento dei 3 punti e basta. Sposi Padova. Il nostro servizio comprende lo shooting per tutta la durata del matrimonio, a partire dalla preparazione della sposa, la cerimonia, il ricevimento, dall'aperitivo al taglio del dolce. Sarà una documentazione continua che ci permetterà di avere gli scatti di ogni momento della giornata. Gli album vengono realizzati con circa 90-100 foto, a colori e in bianco e nero. Insieme all'album per gli sposi vengono consegnati 2 mini album per i genitori e un DVD ad alta risoluzione con tutti gli scatti della giornata. I nostri video ti faranno rivivere le emozioni di un giorno magico. Vuoi che queste emozioni restino indelebili nel tempo? Lasciale raccontare a noi di Sposi Padova.